Mi conoscete, l'unica cosa, ovviamente il massimo impegno. Io penso e spero già dalla prossima settimana, in base anche all'organizzazione, di poter essere a Strasburgo, perché c'è già una sessione importante, poi vediamo se verrà o meno votata la candidata a presidente, della quale tra l'altro mi felicito perché ha avuto parole importanti sulla volontà di una riforma di Dublino, che sapete che è quel trattato che poi ci impone, no, di trattenere tutti coloro i quali arrivano del primo sbarco, insomma. Quindi il fatto che ci sia un'apertura da questo punto di vista sicuramente è molto interessante, quindi insomma poi si valuteranno anche le cose che verranno fatte, le votazioni che verranno fatte martedì, nel caso venissero fatte martedì. Detto questo, ovviamente il massimo impegno in collaborazione, in particolar modo ovviamente col Presidente Conte, con il Ministro Moavero e il Ministro Tria, con cui abbiamo già iniziato a parlare per vedere anche di coordinarci, quindi sicuramente da parte mia mi fa molto piacere la fiducia che ho ricevuto da parte del Presidente e da parte del Ministro Salvini, e ci sarà il massimo impegno perché penso che di lavoro ce ne sia veramente tanto da fare e perché penso che sia importante fare in modo che a livello di Unione Europea capiscano che non abbiamo bisogno di un cordone sanitario, insomma, perché siamo un paese importante, siamo un governo, a mio modo di vedere, molto importante, che vuole interloquire, ovviamente portando avanti anche quelli che sono le nostre prerogative, insomma.